garantiti. Assalto in casa a Borbiago di Mira, i ladri hanno narcotizzato un'intera famiglia rubando anche i farmaci di un'anziana ottantenne ricoverata d'urgenza in ospedale. Degrado e criminalità in via Piave, dove mentre si attendono vengono intensificati i controlli contro lo spaccio, c'è chi avvia un'attività come atto di sfida verso i criminali. Malore fatale sul posto di lavoro, un operaio 56enne di Annone Veneto ha perso la vita dopo una caduta di oltre 7 metri. La battaglia delle nostre emittenti contro l'eco al seno a pagamento sta coinvolgendo anche la politica. A Milano è stata presentata una mozione durante il Consiglio Comunale. Pensioni, la denuncia della CGIL: da qui al 2065 per effetto delle leggi in vigore, se non ci saranno modifiche si andrà in quiescenza da ultra settantenni, uomini e donne. Il sindacato annuncia lo sciopero. Scatta il piano comunale per aiutare i senza fissa dimora nei mesi più freddi dell'anno, un aiuto che prevede anche l'inclusione sociale per permettere ai senza tetto di riscattarsi. Riparte il servizio di trasporto sociale rivolto ad anziani, disabili e persone con ridotta mobilità che non hanno una rete familiare a sostegno, un'attività di accompagnamento a chiamata gratuita. Ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque in primo piano, lo avete sentito, la cronaca: assalto in casa a Borbiago di Mira con i ladri che hanno narcotizzato un'intera famiglia rubando pure i farmaci di una pensionata ottantenne infartuata e ricoverata d'urgenza in ospedale. Il servizio. Un'intera famiglia inconsapevolmente in balia dei ladri che hanno messo sottosopra l'intera casa e rubato tutto quello che potevano arraffare, pure i farmaci della mamma 79enne cardiopatica e reduce da un infarto appena un paio di giorni prima l'assalto. Il racconto concitato della figlia Annalisa, ancora sotto shock insieme agli anziani genitori. Ovviamente siamo molto provati, soprattutto mia mamma, perché mia mamma è arrivata in condizioni molto gravi in ospedale. Posso dire che hanno portato via anche i farmaci, non vi dico altro. E allora non fa in mano a cosa siamo. Il fatto in via Malpaga a Borbiago di Mira, frazione venerdì 17 novembre scorso, letteralmente presa d'assalto da una banda di criminali che ha depredato un intero rione, rubando pure una BMW e seminando il panico tra i residenti, con i carabinieri chiamati a intervenire dagli stessi alle prime luci dell'alba, già verso le 5 del mattino. Hanno portato via tutto e quindi non abbiamo più nulla. L'unica cosa che posso dire, ci hanno portato via tutto, però almeno non ci hanno bastonato. Io arrivo a questo. È di un morto il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio lungo l'autostrada A4 fra San Donà di Piave e Meolo, in cui una vettura ha tamponato un tir fermo per motivi tecnici. L'automobilista, a causa della violenza dell'urto, è deceduto all'istante. Attualmente, informa la concessionaria Autovie Venete, sono in fase conclusiva le operazioni di rimozione del mezzo pesante con targa slovena. È ancora attiva l'uscita consigliata a San Donà di Piave per chi è diretto a Venezia. Ci sono ancora 5 km di coda dietro l'incidente ed è attiva la deviazione lungo la 28 Portogruaro-Pordenone Conegliano. Ed è di ora la notizia che la vittima è un 37enne di Fontanelle in provincia di Treviso. E adesso torniamo in via Piave a Mestre, dove mentre si attendono vengano intensificati i controlli contro lo spaccio ed il degrado, c'è chi avvia un'attività come atto di sfida verso i criminali. Tu da residente che strategie metti in atto per la tua sicurezza? Io vado sempre in macchina. Sempre? Sì. No, non esco mai da sola fuori di qua. Degrado in via Piave, tratti di teppismo, spaccio e prostituzione. Non mi fiderei di andare a piedi. No, con te è successo una volta? A me è successo, veniamo qui fuori con la macchina, tornando a lavoro erano più o meno l'1:30 di notte e qua fermandosi allo stop si avvicinano alle macchine per cercare, non lo so adesso, per chiedere, vedere, magari si pensa che sia gente che vuole venire a comprare. Comprare cosa? Droga sicuramente all'1 di notte. Ho incontrato adesso 2 persone che chiedevano la carità, ho detto no e sono andate via. Non ho avuto problemi per il momento, speriamo bene.
E mentre tra i residenti nell'attesa di nuove misure di sicurezza da parte di prefettura e questura cresce l'aspettativa, tra i commercianti c'è chi, in atto di sfida contro il degrado e l'insicurezza, decide di dare vita a una nuova attività. È il caso di Lorenzo, mestrino di 46 anni. Mi trovo in questa situazione di una strada poco sicura, mal frequentata, e comunque cerco di resistere. A questo punto più intraprendente o più incosciente? Un po' tutti e due, devo dire la verità. Tra insicurezza e presa di coscienza, tante le misure adottate dal commerciante contro i malviventi che per sua stessa missione non temono nulla. Si vede gente che spaccia droga, consumatori, e quindi cercare di pulire la zona anche solamente da questa gente qui sarebbe soltanto un modo per venirne un po' fuori da una situazione che ha fatto sì che Via Piave diventasse una zona mal frequentata e brutta anche soltanto da passeggiarci. Malore fatale sul posto di lavoro, muore dopo una caduta di oltre 7 metri un operaio di 56 anni di Annone, Veneto. Non ce l'ha fatta il 56enne di Annone Veneto, caduto ieri pomeriggio da un'impalcatura del cantiere edile dove prestava servizio. È morto dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118. Troppo gravi le conseguenze della caduta da oltre 7 metri del ponteggio dove stava lavorando per la ristrutturazione di un ristorante lungo la statale 13 Pontebana. L'operaio è morto in ospedale a Pordenone dopo essere stato ritrasportato. Indagini in corso di carabinieri e ispettore dell'azienda sanitaria. Era entrato in ospedale per un intervento di routine ma ha perso la vita e la procura ha aperto un'inchiesta. Un intervento di routine al cuore finito male e 11 persone tra medici e infermieri sono finiti nel registro degli indagati. A perdere la vita un 77enne vicentino a seguito di un'operazione cardiochirurgica nell'ospedale di Mirano. Sarebbe stata l'Ulstre a notificare la morte alla procura, che di rimbalzo ha disposto l'autopsia sulla salma. Il personale di cardiochirurgia, si apprende, è stato inserito tra gli indagati per essere tutelato. I medici potranno delegare consulenti personali durante l'esame autoptico al corpo dell'anziano. Dopo essere stato trasferito in rianimazione, l'uomo sarebbe morto per ischemia cerebrale. Ora spetterà all'autopsia capire se il decesso sia collegato all'intervento chirurgico o a qualche tipo di negligenza dello staff sanitario nel corso dell'intervento. L'azienda sanitaria ha comunque specificato come il paziente avesse una storia clinica piuttosto complessa, dal momento che non tollerava una terapia farmacologica anticoagulante. La nostra battaglia sull'equo al seno divenuta a pagamento sta coinvolgendo anche la politica. A Milano è stata presentata una mozione. Noi ci battiamo perché riteniamo fondamentale che non sia tolta l'ecografia da tutta quella che è la valutazione mammografica che deve essere fatta, e non può essere fatta solo alle donne che hanno già manifestato il problema, perché la Regione dice adesso in casi asintomatici, donne asintomatiche. Ma cosa vuol dire? Se facciamo prevenzione non si deve guardare che ci sia già il nodulo, che ci sia la secrezione o che ci sia il rischio del tumore che sia in atto. Anche la politica si sta risvegliando perché un esame importante come l'ecografia senologica non sia a pagamento. Il consigliere d'opposizione Giorgio Babato della lista Insieme per il Bene Comune a Milano ha presentato una mozione durante il Consiglio Comunale. E questa DDR del 2016 a 47 ci ha visto nettamente contrari, e anzi ringraziamo la vostra emittente che vi siete fatti cassa di risonanza per poter dire no. Secondo Tomaello il risparmio che si ottiene rendendo l'eco a pagamento è irrisorio. Ho un sacco di esempi di amiche a cui è stato diagnosticato il tumore ma che avevano scoperto con l'ecografia e non con la mammografia. Ora, se mi si dice che non è da fare con la ricetta rossa anche l'ecografia, o solo nel caso in cui si sia già accertato che c'è il nodulo, è un errore. Non credo che si andrà a imputare alla sanità costi così elevati, che sono pochi euro alla fine.
Pensioni, la denuncia della CGIL da qui al 2065 per effetto delle leggi in vigore. Se non ci saranno modifiche si andrà in quiescenza da ultra settantenni, uomini e donne. Il sindacato annuncia lo sciopero. Pensioni, il futuro di quelli da girone dantesco da qui al 2065 per effetto delle leggi attualmente in vigore. Se nel frattempo non ci saranno modifiche accadrà che si andrà in quiescenza da ultra settantenni, tanto gli uomini quanto le donne. A denunciarlo il sindacato. Sì, è vero, corrisponde alla verità, perché i meccanismi combinati tra la riforma Fornero dal 2012 e la precedente norma sull'innalzamento della speranza di vita ci restituiscono un panorama di questo tipo. Ma non è tutto, le pensioni saranno da fame. E produrrà una copertura previdenziale, un cosiddetto tasso di sostituzione che non arriverà neanche al 50% degli ultimi stipendi. E sicuramente non ha nulla a che fare col sistema di calcolo che conoscevamo, dove si poteva andare in pensione con anche oltre l'80% della retribuzione finale. Insomma, i conti proprio non tornano, ecco perché per cambiare il sistema previdenziale, sostenere lo sviluppo e l'occupazione, garantire il futuro ai giovani, contro le misure adottate dal governo, organizzata per sabato prossimo 2 dicembre la grande mobilitazione a livello nazionale, in contemporanea ben 5 città, con Torino come punto di incontro per tutto il nord Italia. Saranno un centinaio di autobus in partenza dal Veneto, 5.000 lavoratrici, lavoratori e pensionati che arriveranno a Torino, altre centinaia si muoveranno in treno. C'è una partecipazione assolutamente importante che ci conferma come questo tema è sentito nelle fabbriche, è sentito nei territori. La gente chiede di modificare strutturalmente un sistema che non regge più. Anche quest'anno torna a Venezia il servizio di trasporto per gli anziani soli e con scarsa mobilità. Tante le novità per il 2018. Stacco Venezia. Riparte il servizio di trasporto sociale rivolto ad anziani, disabili e persone con ridotta mobilità che non hanno una rete familiare di sostegno. Un progetto partito 4 anni fa, proposto da una rete associativa e poi preso in mano dal Centro di Servizi per il Volontariato di Venezia e che viene potenziato di anno in anno. Serve per quegli anziani che non riescono a muoversi da soli e quindi l'accompagnamento è molto importante perché garantisce la mobilità all'anziano che spesso è solo, isolato rispetto alla rete parentale, amicale che è venuta sempre meno nel tempo, e quindi garantisce comunque quel trasporto che la struttura pubblica non garantisce. Non è un trasporto sanitario, quindi diciamo che aiuta quelle persone che sono escluse da tutta una rete di supporto che magari è diciamo così, già garantita da certe convenzioni che ci sono già con le istituzioni. Si tratta di un'attività di accompagnamento a chiamata, gratuita, e dal 2018 si avvicinerà anche a Padova e Rovigo, realtà non coperte dal servizio delle rispettive province, raggiungendo in caso di necessità anche gli utenti oltre il confine metropolitano. Altro obiettivo, implementare il trasporto a piedi su Venezia, rivolto ad anziani soli con scarsa mobilità, unendo così al tradizionale modello Stacco anche il progetto a sostegno delle persone affette da Alzheimer che hanno bisogno di raggiungere i centri di sollievo. Scatta il piano comunale per aiutare i senza fissa dimora nei mesi più freddi dell'anno. Sentiamo quali le novità di quest'anno. Emergenza freddo e marginalità, stop ai punti di raccolta nelle stazioni ferroviarie. Il Comune ha annunciato un cambio di paradigma nell'ottica di evitare possibili problemi derivanti dall'assembramento di persone negli scali ferroviari di Mestre e Venezia. I senza tetto ora potranno prenotare un massimo di 2 notti alla Casa dell'Ospitalità di Mestre, recandosi in loco dalle 9 alle 10 dal lunedì al venerdì. Si tratta di un percorso socio-educativo, non finalizzato solo all'aiuto nei mesi freddi. Anche quest'anno il Comune di Venezia ha messo in campo i dispositivi dell'emergenza freddo, stanziando le risorse necessarie e aggiudicando tramite gara d'appalto il servizio di assistenza e dell'emergenza freddo alla Casa dell'Ospitalità. L'accoglienza notturna invernale scatterà il 1° dicembre e si concluderà il 10 marzo. 34 posti letto a disposizione delle persone senza dimora nel periodo freddo, nei 100 giorni del periodo freddo, ma come l'anno scorso si punta fortemente anche sui servizi di inclusione lavorativa e di accompagnamento. Non basta offrire una coperta al senza dimora e lavarsi la coscienza, ma dobbiamo anche far sì che il senza dimora che vuole riscattarsi possa trovare gli strumenti per uscire dall'assistenza e iniziare a essere autosufficiente con un percorso lungo.
Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio, adesso la cronaca ci porta a Venezia con la notizia di un ladro senza tetto che, bloccato dalla polizia, non è stato denunciato. Il perché lo sentiamo nel prossimo servizio. Ladro clochard era entrato in un negozio di abbigliamento in Campo San Luca a Venezia e dopo essersi aggirato tra gli scaffali dei banchi di vendita ne era uscito con 2 camicie del valore complessivo di 80 euro, ma senza passare prima per la cassa. Il fare sospetto del vagabondo non era passato inosservato ai commessi, al punto che uno di loro, accorgendosi del furto, lo aveva inseguito fino a raggiungerlo. Il fatto martedì scorso nel tardo pomeriggio. Fuga terminata a San Marco in mezzo alla calca di turisti e residenti, con gli agenti della polizia che hanno fermato e bloccato il ladro, il cui furto è stato però perdonato dal proprietario del negozio, che infatti, magnanimo, visto l'evidente stato di indigenza del senza tetto, preso da compassione, non ha voluto sporgere denuncia contro di lui. Negli ultimi giorni sono stati smontati e rubati 44 posacenere installati nei cestini da passeggio posizionati a Venezia. In particolare 17 sono stati rubati a Canareggio, 7 a Castello, 4 a San Marco, 4 alla Giudecca e 12 a San Polo e Santa Croce. Il costo medio di un posacenere è di 60 euro, quindi il danno complessivo per la comunità è di circa 2.640 euro. E adesso invece andiamo a Noale con il primo calendario dell'Avvento vivente ed è subito festa. Un calendario dell'Avvento vivente, fatto di persone, botteghe e piazze, pronte dall'1 al 24 dicembre a svelare le loro sorprese, iniziativa fortemente sostenuta dall'amministrazione comunale con 27 attività commerciali che hanno aderito al progetto nel nome della cultura e della tradizione. È un'altra occasione per venire a visitare e scoprire le bellezze che ci sono, anche in occasione del Natale, e avremo un personaggio d'eccezione che sarà il Mazzariol, che ci guiderà lungo le strade del nostro centro. E lui, la mascotte della cultura veneta, il folletto vestito di rosso come Babbo Natale, ma molto più burlone, gli aneddoti del primo cittadino. Sì, io ricordo che da ragazzina, quando indossavo abiti particolarmente sgargianti, cosa che a mia mamma non piaceva molto, il suo commento era: "Te me pari il Mazzariol". Io all'epoca non capivo bene a chi si riferisse, adesso ho capito perché è un bel personaggio vestito di rosso che sicuramente si fa notare quando attraversa le nostre strade, e quindi per me è stato ritrovare anche un personaggio così che era nominato nella mia infanzia. Tra residenti appassionati è iniziato il conto alla rovescia attorno ai presepi e all'albero sotto le luci delle luminarie, anche nel nome del rilancio del commercio. Ad animare le nostre piazze, perché avremo anche le domeniche degli eventi che organizza la Proloco, e un grande gioco di squadra che speriamo faccia la differenza per Noale e per le attività che a Noale ci sono. E con queste immagini si chiude questa edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata a tutti. Maltempo sulle nostre regioni con qualche nevicata che sarà possibile fino in pianura. Vediamo la previsione per il primo giorno di dicembre. Sul Veneto tempo che peggiora nel corso del pomeriggio con cielo coperto e precipitazioni via via più diffuse, nevose per qualche ora fino in pianura sul Vicentino, Trevigiano, ma possibili anche su Padovano e localmente sul Veronese. Pioggia invece altrove. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 3 e 8 gradi, valori minimi tra -4 e 2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Dapprima bel tempo, ma nel corso del pomeriggio peggiora ovunque con cielo coperto e precipitazioni deboli, anche nevose a bassa quota. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, valori minimi positivi soltanto a Gorizia e Trieste.
Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui da prima bel tempo, ma dal pomeriggio peggiora su tutta la regione con nevicate fino a quote molto basse. Temperature massime attese sui 3-4 gradi, valori notturni previsti tra -2 e 0 gradi. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da est lungo le coste e da sud al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci.